Ma per avvicinarci, perché sono state altre cose che avrei voluto dire, però per avvicinarci alla nostra questione, quella che più direttamente ci interessa oggi, perché tutto questo percorso l'ho fatto per giungere a quella che a mio parere, e oggi la propongo così come proposta, come provocazione, a una possibile ulteriore riflessione per tutti noi, anche per me che voglio continuare a rifletterci, è vedere come rispetto a queste due grandi opzioni, abbiamo visto, quella agostiniana che termina nella problematizzazione e nella risposta di Matteo di Acquasparta a quella tomistica d'un Scotto, come appunto rispetto a queste due linee la risposta a mio parere ancora più interessante, vedremo perché, è quella che verrà fornita da Abelardo, da Pietro Abelardo. È chiaro che qui sto parlando di un contesto che è il contesto della grande polemica sugli universali. E perché Abelardo? Perché a partire anche qui dal neoplatonismo, Porfirio, voi sapete che si sviluppa per tutto il Medioevo e forse innanzitutto in modo preciso, più specifico, partire da, dopo appunto questa origine neoplatonica, da Boezio, quindi siamo nel V-VI secolo, una riflessione esplicita, certo non è che non fosse esplicita in Sant'Agostino, in Tommaso, in Scotto, però esplicitamente rivolta alla natura dell'universale. Cos'è? Attenzione qui, non più cos'è l'oggetto sensibile, e quindi si rispondeva l'universale o l'essenza della cosa o un'altra cosa, l'universale come altro o l'universale come il proprio della individualità sensibile. No, qui ci si interroga propriamente su quel proprio dell'intelletto con cui l'intelletto ha comunque a che fare nella misura in cui parla, dice, si esprime, cioè l'universale. Cos'è l'universale? Voi sapete che le risposte sono state due fondamentalmente. La risposta cosiddetta del realismo, che a partire da Boezio troverà la sua forma esplicita in Guglielmo di Champeau, oppure la risposta antitetica, assolutamente opposta, di Roscellino, il nominalismo puro. Guarda caso, entrambi maestri di Abelardo, comunque con cui Abelardo, entrambe queste figure, sono figure con cui Abelardo ha avuto a che fare, con vari tipi di rapporto più o meno teso, più o meno conflittuale, però con entrambi Abelardo ha avuto a che fare. E qui siamo sempre intorno al XII secolo, dopo il primo Boezio che si interroga propriamente sulla natura degli universali, si arriva alla risposta, dicevo, di Abelardo, che si situa tra i due opposti che sono appunto da un lato Roscellino, nominalismo, dall'altro realismo di Guglielmo. Allora, perché è importante questa risposta rispetto al tema della rappresentazione? Perché qui, se capiamo, secondo me, la straordinarietà della risposta di Pietro Abelardo, capiamo, dopo spero di riuscire a dirlo, non vorrei tediarvi troppo, però ancora un po', insomma, e vedremo perché è attualissima questa risposta, secondo me. Allora, l'universale, qui salto tante cose perché sennò appunto, ripeto, voglio giungere a quello che più ci interessa oggi. Allora, l'universale o è una cosa o è una cosa. Guglielmo di Champeau dice è una cosa, ma è una cosa, è evidente qualcosa, cioè questa risposta è un qualcosa
che va incontro a delle facili obiezioni. Infatti Abelardo, subito, da buon allievo, smonta Guglielmo e lo costringe a ripensare alla sua risposta e a formularla in modo un po' diverso. Il giovane Abelardo, già evidentemente particolarmente dotato, mette in crisi la risposta semplicemente realistica di Guglielmo, la iniziale risposta realistica. Perché? Perché gli aveva mostrato in sostanza, tra le varie cose, che, tra parentesi scusate, e qui è bene tornare con il pensiero alle grandi riflessioni del Parmenide platonico, che già questi problemi aveva ben capito. Comunque, chiude la parentesi, che se l'universale è una cosa non può essere ciò che accomuna le cose. Come può l'universale essere un koinon, accomunare le cose, stabilire una koinonia tra le cose? Se è una cosa, non potrebbe esserlo il comune se fosse una cosa esso stesso. E quindi la risposta realistica evidentemente va incontro a una miriade di aporie, ma di cui questa è quella più evidente, insomma, no? E poi come può lo stesso, facciamo l'esempio, essere animale, no? Diciamo, l'animalità presente, il genere animale, presente nella specie uomo e presente anche nella specie cavallo, come cosa, presente come cosa, come può essere da un lato uomo e da un l'altro non essere uomo? È la stessa cosa, se lo pensiamo come cosa. Qui evidentemente ci scontriamo con il principio di non contraddizione che viene radicalmente violato, perché quella stessa cosa lì si configura in un modo, da un'altra parte quella stessa cosa, stiamo attenti, la stessa cosa non è più quella, la stessa cosa non è più se stessa. Questo vuol dire. Perché qui certo c'è chi potrebbe dire ma il principio di non contraddizione in realtà non dice questo, dice che una cosa non può essere se stessa e un'altra dallo stesso punto di vista. No, ma qui bisogna fare i conti con il linguaggio che usiamo e usarlo bene. Allora, quando si dice che è la stessa cosa ad essere un'altra, si ha poco da fare riferimento al punto di vista. Se è la stessa, o è la stessa o non è la stessa. Se cambia se il cambiare del punto di vista, il cambiare del tempo, non la fa essere più la stessa, allora il problema non c'è. Ma il problema c'è in quanto pensare universale significa pensare che la stessa cosa è lì in un modo e la stessa è in un altro. Questo è un assurdo logico. Si dirà sì, ma non è in tutto uguale, ma anche quel qualcosa, quella x a cui alla fine riduciamo ciò che è lo stesso, non è forse quella x, cioè di cui diciamo che è lo stesso e non è lo stesso? Allora quella x è quella x, ma anche non è quella x. Cioè il fatto di togliere via tutto ciò che cambia e restringere il campo dell'identità non elimina il problema. Il problema è un problema veramente radicale e Platone l'ha capito perfettamente nel Parmenide, quando sviluppa le aporie nella prima parte del Parmenide intorno al problema del rapporto idea cose appunto sensibili. Platone si interroga e si mostra da solo, diciamo, che le sue risposte precedenti producevano aporie insormontabili. Quindi non è nuova questa riflessione, però detta a questo punto ha la sua importanza. Ma allora cosa ci resta? Ci resta la risposta di Roscellino, puro nominalismo. Beh, se fosse vero ciò, evidentemente ci troveremmo in una condizione altrettanto assurda, che è quella concezione per cui la pura
diciamo così, valenza grammaticale della universalità dovrebbe consentirci di mettere sullo stesso piano frasi come Socrate è un uomo, la pietra, questa pietra è un uomo. Dal punto di vista grammaticale sono entrambi frasi corrette. Cosa è che viene meno dal punto di vista nostro? Viene meno una capacità di stare in piedi di queste frasi dal punto di vista della loro significazione. Ma quando noi parliamo di significazione mettiamo in gioco inevitabilmente il rapporto tra l'universalità che stiamo utilizzando e qualcos'altro dall'universalità. Quindi una soluzione puramente nominalistica, si rende conto Abelardo, non può stare in piedi perché giustificherebbe le proposizioni più assurde, che invece nessuno sarebbe disposto, neppure Roscellino, ad accettare in realtà. Bisogna trovare una ragione per cui queste proposizioni assurde non sono accettabili, e questa ragione non la troviamo se ci limitiamo a dire che l'universale ha un valore puramente nominalistico, cioè che si riduca ad un puro flatus vocis, no? Non possiamo trovare una soluzione. Dicevo prima che Guglielmo di Champeaux trova una soluzione dopo la critica radicale di Abelardo, trova una soluzione che evidentemente gli sembra più sostenibile. E vi dico la soluzione così in breve, perché è interessante comunque, anche se giustamente non soddisfa neppure questa Abelardo. Si dice, allora, le cose sono distinte non solo per gli accidenti e l'essenza rimane identica, la cosa essenziale, l'universalità come cosa, perché abbiamo visto che non può essere detto. No, le cose, dice Guglielmo, si distinguono anche per quanto riguarda l'essenza. Anche le essenze si distinguono. Cioè le cose non sono, attenzione, e qui bisogna anche rispondere al problema dell'universalità dell'essenza, perché diciamo si distinguono per l'essenza, ma allora cosa rimane di universale? No, dice le cose sono distinte, sì, ma sono le stesse, non essenzialmente, perché le essenze si distinguono, abbiamo detto nella seconda risposta, no? Si deve dire che si distinguono anche le essenze, non può giustamente dire che sono identiche. Ma allora, sono le stesse, dice, indifferentemente. Cioè, indifferenza è una risposta non semplice questa, è una soluzione però interessante, secondo me. Una indifferenza tra forme distinte essenzialmente, ma identiche indifferentemente. Cioè, Platone e Socrate, fa l'esempio, non differiscono in nulla, attenzione, in quanto uomini, ma neppure in quanto pietre. Ma qual è il problema allora di questa indifferenza? Il fatto di essere identiche indifferentemente. Il problema vero è che qui la risposta si configura come una risposta in termini semplicemente negativi. Il termine indifferenza è un termine negativo, vuol dire non differenza. Ma appunto questa risposta non riesce a rendere ragione di che cosa? Della positività che comunque l'identità posta dall'universale non può non implicare. Se l'identità è un'entità puramente negativa, cioè mai qualificabile positivamente, è come dire noi non abbiamo individuato cos'è l'identità. Certo è un escamotage per uscire dal pericolo che individuando positivamente ciò che rimane identico poi ci troviamo nella poria di prima. D'altra parte, limitarci a evitare l'ostacolo dicendo che l'identità è un'entità indifferente non ci consente di individuare la determinatezza positiva dell'universale, di ciò che accomuna. Cioè non è dicibile positivamente.
Non è, punto. Questo si deve dire. Evidentemente questo non può soddisfare Abelardo, che finalmente giungiamo a dire cosa ci propone, e ripeto, sperando di potervi far capire l'importanza di se ci riesco di questa risposta. Allora, dice Abelardo che le cose innanzitutto si prestano per se stesse alla predicazione degli universali. Questo è evidente. Quando noi affermiamo un giudizio, esprimiamo un giudizio, soggetto, predicato, il predicato è sempre, in qualsiasi nostra affermazione, universale. Quindi le cose, nella misura in cui sono nominate, si dice qualcosa di esse, come dire, chiamano a sé universalità, nient'altro che universalità. Ma queste cose che chiamano a sé, perché nessun dire è tale se non in quanto predica universali delle cose stesse, bisogna queste cose che abbiano in se stesse, se è vero che chiamano appunto originariamente l'universalità, bisogna che abbiano in se stesse ciò che giustifichi la validità di certe predicazioni e la non validità di altre predicazioni. Come dicevo prima, la pietra è uomo, non è valida, bisogna capire cos'è che non rende valida questa affermazione. Questo fondamento Abelardo lo rinviene in quel concetto che lui chiama lo status. Vediamo cos'è questo status. Dice, status è la maniera di essere propria di ciascuna cosa individuale. Allora, questa maniera di essere, attenzione, non è l'universale che viene predicato, è ciò che nella cosa giustifica la predicazione dell'universale. Allora, cos'è l'universale? Ma l'universale dice appunto, in questo senso, nominalisticamente, in questo senso, è un concetto del nostro nous, della mente. Uomo non è niente, dice Abelardo. È solo un concetto mentale. Ma cos'è che consente alla nostra mente di formulare il concetto di uomo di fronte a qualcosa di individuale? Uno stato della cosa, che è, lui dice, il suo essere un uomo. Uomo non è niente, è qualcosa, l'essere un uomo di quel qualcosa. Voi mi direte, ma insomma, non ci convince tanto. Lui dice, due o più uomini convengono, ecco la koinonia dell'universale, in questo, che ciascuno di essi è nello stato di uomo. Cioè non c'è una entità uomo che attraversa le cose individuali e che abita in ciascuna di esse. Che come potrebbe essere tutto lì e tutto altrove l'uomo, non è un pezzo lì e un pezzo lì, è tutto lì e tutto anche nell'altra persona, e anche nell'altra ancora, l'essere uomo. Questo provoca le aporie che dicevamo prima. No. Allora cos'è questo essere un uomo? È evidentemente, questo ci costringe a pensare il modo stesso in cui formula questo concetto di status Abelardo, è la relazionalità. È un concetto relazionale questo. Essere un uomo da parte di questo qualcosa che di volta in volta possiamo prendere in considerazione è una relazione. Questa relazionalità, come ciò che è iscritto in ogni individuo originariamente, è ciò che giustifica la validità o la non validità delle diverse possibili attribuzioni. Gli uomini non hanno in comune una essenza, non c'è una cosa presente in tutti, una cosetta in mezzo al nostro corpo che è l'essere uomo, ma in tutti è presente quella non cosa. La non cosa.
che è la relazione. Potremmo dire forse che la relazione è una cosa, no? La relazione si instaura tra cose, ma non è una cosa. Se fosse una cosa, vi sarebbe un'altra relazione tra la cosa relazione e le due cose di cui la relazione è relazione. Scusi, ma allora è una proprietà delle cose o è una proprietà dell'intelletto che pensa alle cose? No, in questo senso appunto, dicevo, è una proprietà dell'intelletto l'universale uomo, che non c'è da nessuna parte. No, no, la relazione è nelle cose e non può che essere nelle cose, sì da giustificare le nostre predicazioni. Quindi non è un proto-idealismo. No. Non lo vede come una cosa. No, infatti qui però certo sarebbe da discutere 8 anni su queste cose, però così la pone lui, è una realtà della cosa, questo è ciò che nella cosa giustifica il nostro predicare. Ma questo è interessante, poi dice sempre, questi stati sono, citazione, le cose stesse costituite in tale o tal'altra natura. E quindi la predicazione nostra deve conformarsi, come dire, deve saper cogliere le somiglianze tra gli esseri date da queste relazionalità intrinseche agli stessi. Allora, per chiudere, perché è tanto che parlo, sarete anche stufi, ma per chiudere, se questa è una indicazione, a mio parere straordinaria, perché in questo senso sì è già idealistica, non nel senso dell'identità di pensiero dell'essere, che poi nell'idealismo non è poi così posto in modo così ingenuo e semplice, ma proprio il concetto di relazione, no? Che è il concetto idealistico per eccellenza, hegeliano per eccellenza. Allora, adesso qui voglio passare ad Hegel, ma insomma tutti lo conoscerete, e quando Hegel ci dice che la verità delle cose è la relazione dialettica, la sintesi, si impara sui manuali, è la sintesi, ma la sintesi è appunto nient'altro che la concreta relazione di tesi e antitesi, che non è la somma di tesi e antitesi, chiaramente, è la relazione, ma la relazione non è un terzo aggiunto dopo la tesi e l'antitesi, è propriamente il relazionarsi della tesi e dell'antitesi, questa è la sintesi, il relazionarsi, che non è cosa, non è una terza cosa. E qui siamo su questo piano, perfettamente su questo piano. E allora, per chiudere davvero, torniamo al tema della rappresentazione. Forse sembra che non ne abbiamo parlato, invece spero si sia capito che ne abbiamo parlato. Allora qual è il problema? Il problema di fronte alle cose che noi quando conosciamo, quando intendiamo cogliere qualcosa delle stesse, il problema è che non si tratta di pensare probabilmente in termini di rappresentazione come ripresentazione della cosa, perché è chiaro che se il processo rappresentativo, che è il processo della conoscenza, insomma, no? Che vuole dire cos'è la cosa, quindi vuole, come dire, portare su un piano rappresentativo ciò che della cosa è in quanto tale. Probabilmente, fin tanto che intendiamo, questo mi pare ci insegni anche per l'oggi, questa soluzione è straordinaria, secondo me, di Abelardo, che andrebbe tutta ripensata e ristudiata, non è neanche se ne parli molto. Fin tanto che noi stiamo su un piano di rapporto tra cose, soggetto e oggetto come cose, insomma, no? È chiaro che le aporie che abbiamo visto in parte, diciamo, emergere dagli autori che abbiamo attraversato, sono aporie irrisolvibili. E la rappresentazione non potrà che essere una flebile immagine, mai in se stessa controllabile, per dir così. Ma in senso radicale, non è che non sia controllabile, dire sì, beh, sappiamo quanto vera è comunque. No, se il rapporto è tra due altri, allora la critica idealistica è vincente, non c'è verso. Perché se io sono su un piano soggettivo e la cosa è su un piano oggettivo,
la trasfigurazione soggettiva dell'oggetto fa dell'oggetto altro da ciò che è. Cioè, ma nel senso proprio del termine, cioè io non potrò dire nulla della cosa in sé, ma non perché sia appunto al di fuori e io abbia un velo davanti che mi impedisca di vederla, perché la struttura in cui la penso implica in quanto tale che la cosa in sé, insomma, per dirla in altri termini, con il nostro linguaggio di oggi che abbiamo usato oggi qui, se la cosa è un individuale e io sono il piano dell'universalità, se la cosa è un individuale e io sono su un piano di universalità, allora il mio rappresentare la cosa è ineluttabilmente aporettico, cioè non si dà proprio, questo è il punto. La trasfigurazione, che la si pensi in senso platonico, in senso più invece tomistico, aristotelico, certo, diverse diciamo, soluzioni, però l'aporia di fondo non è in alcun modo risolvibile. Il problema è che si tratta di uscire probabilmente da questa logica, cioè una logica appunto che, come quella che ci indica mi pare Abelardo, non relega la cosa su un piano di mera individualità e il linguaggio che la dice su un piano di mera universalità, perché la cosa, attenzione, e io stesso e il mio linguaggio stesso non sono né su un piano di individualità per quanto riguarda la cosa, né su un piano di semplice universalità per quanto riguarda il soggetto. Il piano, questo è il discorso che mi pare vada detto fino in fondo, è un piano e per la cosa e per il soggetto, un piano di insuperabile, ineludibile relazionalità. Una relazionalità, diciamo così, di individuo e universale, di individualità e universalità, che è e nella cosa e nel mio dire che la esprime. Non c'è soggetto-oggetto come universale, individuale, non esiste. Ogni realtà, e qui mi piace pensare anche a Leibniz, che questo pensava fondamentalmente, ogni cosa, ogni entità è una relazione. Non ci sono cose in relazione, ci sono solo relazioni. Ma guardate bene questo, se lo portiamo alle estreme conseguenze, ha degli esiti assolutamente inauditi, perché noi, io penso, spesso, noi in generale, finiamo per intendere, anche a alti livelli mi rendo conto, vedo che si finisce per intendere la relazione come una relazione tra cose, sempre. Invece si tratta di pensare l'essere originario della relazione, cioè risolvere le cose in relazioni. E allora Leibniz potrà dire che tutte le cose sono rappresentazioni, ma non nel senso che rappresentano qualcos'altro, che la struttura della relazione è propriamente la struttura del rappresentare, ma non c'è un altro che io rappresento. Il rappresentare è la relazione in quanto tale, una relazione che alla fine dovremmo riuscire a pensare, la dico tutta, senza poli, non ci sono poli, che i poli sono altre relazioni, all'infinito, non ci sono dei poli stabili e le relazioni tra poli che sono quelli, però si modificano. No, è un universo di relazioni senza entità, senza individualità o universalità, per dirla con Hegel, astratte. E io penso davvero che il pensiero contemporaneo, purtroppo, perché lo dico dall'alto di chissà quale posizione, lo dico perché sono convinto di questo, lavorando, ci ho lavorato, e sono convinto, sia ancora invece tutto iscritto all'interno di una relazione di tipo ingenuo. Anche il nostro buon Heidegger, una delle vette più alte del pensiero contemporaneo del Novecento, alla fin fine, il suo discorso possiamo ridurlo, è un discorso di matrice chiaramente, come tutti sanno, neoplatonica, si diciamo, riduce a una, adesso chiaramente sto riducendo Heidegger malamente, ma mi piace provocare perché dopo in realtà non è così certamente del tutto, però
è un po' così, riduce la questione ad una necessità per il pensiero di pensare l'essere e di non essere, come dire, offuscato tutto dall'ente, dove essere ed ente è chiaro, possiamo tradurli tranquillamente in termini di individualità, ente, e assoluta universalità, l'essere, di Plotino. Allora, un invito a pensare l'essere, un invito insomma a spostarci dal piano dell'individualità al piano dell'universalità, ancora una volta venendo meno al compito invece di abitare la relazione in quanto tale, che non ci mette mai né in rapporto con enti né in rapporto con l'essere. Questo è il discorso, secondo me. Quindi tutto il discorso che oggi si possono fare sulla rappresentazione, forse in questo straordinario intuizione di Abelardo, secondo me, può trovare un materiale da, insomma, ripensare, da cui cominciare anche per il pensiero contemporaneo a tentare delle nuove strade. Questo devo dire. Chiudo.